Prima domenica abbiamo parlato su quale argomento? Quale argomento prima domenica? Servo. Senso di Natale è essere servo, siamo qua per servire, punto. Seconda domenica scorsa? La grazia. Quello che siamo è la grazia di Dio, non è merito. E quello che viviamo e riceviamo è la grazia di Dio. E oggi qual è l'argomento? Qual è l'argomento di questa mattina? L'amore di Dio. Non c'è Natale se non c'è l'amore di Dio. Non c'è capire il senso della nostra vita se non c'è l'amore. Noi siamo nati perché c'è un amore. Guarda così, grazie. Noi siamo nati perché c'è l'amore di Dio. E se noi siamo qua è perché c'è l'amore di Dio. E noi siamo nati per amare. E quando entra o peccato rovina tutto questo. E noi abbiamo perso il senso di amare. Leggiamo un brano di 1 Giovanni 4,7. Oggi il computer sta con un grande problema, non sta funzionando. Non è un problema delle persone là perché non sta funzionando il computer. Così leggerò il testo pian piano, ok? 1 Giovanni capitolo 4. In fondo, Nuovo Testamento. 1 Giovanni è prima di 2 Giovanni. Capitolo 4, da 7 in poi. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio, e chiunque ama è nato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Ele ha amato noi. E ha mandato suo Figlio per essere il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha tanto amati, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno ha mai visto Dio. E se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e il suo amore diventa perfetto in noi. Da questo conosciamo che rimaniamo in Lui e dele in noi, dal fatto che ci ha dato il suo Spirito. Chi conosce pubblicamente che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. Noi abbiamo conosciuto l'amore che Dio ha per noi e vi abbiamo creduto. Dio è amore e chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Nell'amore non c'è? Nell'amore non c'è? Paura. Anzi, l'amore perfetto caccia via la paura, perché chi ha paura teme un castigo. Quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore. Noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Se uno dice io amo Dio ma odio suo fratello, è bugiardo. Perché chi non ama suo fratello che ha visto, non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui. Che chi ama Dio, ame anche il suo testo biblico. È questo che ci insegna la parola, il senso dell'amore. E abbiamo parlato già anche, abbiamo sentito e cantato qua, il senso che questo periodo si manifesta il senso dell'amore di Dio. Purtroppo noi stiamo perdendo il senso della parola amore, oppure noi stiamo vulgarizzando una parola stupenda che è amore. Tante volte noi non sappiamo neanche che cosa significa manifestare oppure ricevere l'amore. E ogni giorno questa parola si diventa molto più profonda e diffusa, ma con un concetto completamente sbagliato. Só può esistere amore quando io muoio per me stesso. Se non c'è la mia morte, non c'è l'amore. E oggi le persone stanno cercando di amare, ma cercando un desiderio personale. E questo non è l'amore, è la passione. La passione comincia e finisce. La passione è un sentimento che esiste e che noi pensiamo che è amare, ma quando le cose non vanno d'accordo con quello che io penso, finisce. Perciò il senso di amare è eterno. Tu sei sposato qua o no? Tu hai deciso di amare per quanto tempo quella persona? Per sempre. È questo senso di amore.
Io ho deciso di amare quella persona per sempre. Abbiamo parlato adesso nel piccolo gruppo giù, no? Io ho detto, ho deciso di amare Astrid da 25 anni fa, e questo si chiama responsabilità eterna. Perciò io non abbandono la responsabilità, nonostante che ci sono tante cose nella mia vita che non piacciono a lei e tante cose nella sua vita che non mi piacciono, ma o senso di amare è che non importa, io ho deciso, e come sto camminando d'accordo con l'amore che Dio mi ha insegnato, io amo. Le altre cose sono passioni. Perché quando io non sono soddisfatto, io abbandono. È un senso descartabile, no? Mi piace fino a un momento e dopo va via. Qualche tempo fa ho saputo di una storia di una coppia, dopo di 40 anni di matrimonio, lui ha deciso di abbandonare la sua moglie per un'altra. È pazzo? Non ha amato la sua moglie. Perché nel momento di una crisi manifesta una passione e non un vero amore. Perciò quello che ci insegna Cristo Gesù in questa storia di Natale è che Dio tanto ti ha amato e Dio ama e invia il suo figlio per dire: è per sempre questo patto che sto facendo per voi. È il mio amore per voi. Noi siamo stati creati a immagine e somiglianza di Dio. Che cosa significa questo? Se Dio è amore, io sono stato creato per essere e per ricevere. Dove esiste la tragedia dell'umanità oggi? È quando io non amo, è quando eu non mi sento amato. La tragedia del peccato oggi è che quando entra il peccato crea un caos nel mondo dove toglie la purezza, la grandezza dell'amore e inserisce nella mia vita l'egoismo. Tu sarai come Dio. Tu sarai la persona più importante. E io comincio a sentirmi la persona più importante e finisce il senso di amare, perché amare è quando io sono questo servo e manifesto questa grazia, e quando amare significa che io sono una persona qua pronta a amare qualcuno. Qual è il problema dell'umanità? Le persone non si amano. Qual è il problema che noi abbiamo oggi con le persone? Che le persone non si sentono amate. Qual è il problema che abbiamo oggi? Che le persone non riescono neanche a amare la persona intorno a noi. O problema dell'umanità oggi è la mancanza d'amore, perché non si riesce a manifestare il vero amore. Io ti amo, come è bello l'amore, ma non è questo il concetto. Il concetto dell'amore è la mia morte verso l'altra persona. Il concetto dell'amore sono pronto per servire l'altra persona. Il concetto d'amore è conoscere Dio. Perciò che Gesù è venuto in questa terra per dimostrare che esiste amore. E esiste novamente una nuova opportunità per te, una nuova opportunità per me, che è il senso di scoprire l'amore. Noi non conosciamo l'amore se noi non conosciamo Dio. Se tu vuoi conoscere veramente l'amore, è Dio. E se tu vuoi conoscere Dio, è tramite Gesù. E se tu vuoi conoscere Gesù, è riconoscere che Gesù è venuto in terra per te. In modo che lo Spirito Santo possa entrare nella tua vita e tu possa capire il senso che cosa è amare. Tu ami te stesso. Tu riesci a sentirsi amato, amata. O bello della Chiesa di Dio è quando Dio crea un gruppo di persone dove si manifesta l'amore di Dio. Quella storia che io non ho bisogno di chiesa è una storia diabolica dove dice io non ho bisogno di amare e neanche sentirmi amato. Perché il vero amore di Dio si manifesta dove? Quando esiste un gruppo di persone che ce l'hanno lo Spirito Santo di Dio e esiste un amore verso gli altri. Quando le persone stanno cercando gli altri storia, stanno abbandonando la realtà dell'amore di Dio. Io ho bisogno della Chiesa. Tu hai bisogno della Chiesa, è perché soltanto la Chiesa che ti insegna l'amore che io posso sentire e se vivere nella mia vita. Questa casa deve essere una casa dove c'è l'amore di Dio. Altrimenti non è Chiesa. La Chiesa non è una denominazione, un'organizzazione, un palazzo, non è questo. È dove si manifesta l'amore di Dio. Perciò che noi stiamo celebrando il Natale per questo. Per riconoscere che Dio ti ama tanto che ha inviato il suo Figlio Gesù per morire per me, per insegnarmi il senso di amare.
Perciò che noi stiamo ricordando oggi o senso dell'amore di Dio. Se tu conosci l'amore, viva, manifesta. Perché non esiste amore in teoria, è modo pratico. Non esiste amore in conoscenza, è vita pratica. Io conosco, io sento, io manifesto. Perciò vorrei lasciarvi adesso con l'ultimo testo che noi conosciamo già in memoria. Perché Dio che ha fatto, che ha donato, che ha manifestato qualcosa. Perché Dio ha tanto amato a te, che ha dato suo figlio Gesù. Perché Dio ti ama tanto, che ha dato suo figlio Gesù. Affinché? Adesso ha funzionato il computer. Alleluia! Perché Dio tanto ti ha amato, che ha dato suo figlio Gesù. Ma c'è una risposta. Tu vuoi questo Gesù nella tua vita, nel tuo cuore? Io só posso dirti una cosa. Tu só puoi vivere l'amore se Gesù è nella tua vita. Se tu riconosci Gesù nella tua vita. Perché se tu non riconosci Gesù, tu non conosci l'amore. Perciò Cristo Gesù, questo che noi stiamo celebrando adesso in questo periodo, è l'unico capace di insegnarmi che cosa è amare, che cosa è l'amore. Perciò che noi stiamo celebrando qua l'amore di Dio. Amém, Chiesa? Amatevi uno agli altri. Celebrate che cosa significa questo amore. Celebrate che cosa significa camminare in questo amore. Celebrate che tu sei una persona amata. Dio ti ama e manifesta. Celebrate questo. E tu puoi sentirti amato perché c'è un amore vero verso di te. Tu sei prezioso. Tu sei preziosa. Altrimenti non c'era Gesù. Ma tu sei. E o Natale avrà significato se tu conosci questo amore. Altrimenti è una festa con panettoni, non so che cosa, tacchini e altre cose, e prosecco, ma senza valore. Il 26 tu avrai qualche chilo in più, tu sarai triste con te stesso che hai mangiato troppo, la bilancia ti dirà una verità che tu rifiuterai, ma è la verità, e tu vedrai, non è cambiato niente nella mia storia. Tranne un po' di graça. Ma nel giorno che tu scoprirai questo amore di Dio, tu vedrai che il 26 sarà una giornata speciale per te, perché Dio ti ama. Preghiamo in questo momento. Pensa in te stesso. Tu ti ami. Tu ti senti amato, amata. Tu ami il modo di morire verso l'altra persona? Tu riesci a sentire questo amore profondo di Dio nella tua vita? Quando cantiamo "Oh giorno felice", è quando Gesù entrò nella nostra vita. Che giorno felice è quello che ho scoperto il senso d'amare. Essere amato. Giorno felice è quando riesco a sentirmi la grandezza, la profondità di questo amore. E perciò adesso non importa le circostanze. Importa è che io mi sento amato. Quello che importa è che io amo. E ritornare alla mia origine, alla creazione, all'immagine e somiglianza di Dio, è solo un modo. È amare. È amare. E sentirmi amato. Quando Dio ti ha creato in immagine e somiglianza, è perché tu sei in grado, capace d'amare. Il peccato subito chiude questa porta dell'amore verso l'egoismo, verso la morte. Ma la grazia di Cristo viene e toglie questo peccato, in modo che io possa di nuovo amare e sentirmi amato. Io non ho bisogno di aspettare che qualcuno mi ami per amare, perché la mia natura adesso in Cristo Gesù è amare.
La mia essenza in Cristo Gesù è amare. Quello che io sono adesso è per amare, se Cristo fa parte della mia vita. Nosso Padre, benedice tuo popolo, benedice la tua Chiesa, la tua vera Chiesa, dove c'è l'amore. Nel nome di Gesù. Amém, Signore. Amém? Nós staremo celebrando adesso una delle cose più preziose che la Chiesa fa. È la cena del Signore. Nós staremo adesso prendendo il pane, o cálice, e nós staremo ricordando o sacrifício de Cristo sulla croce per noi. Nós staremo celebrando l'amore di Cristo, l'amore di Dio. Così quando tu prenderai il cálice, il pane in quel momento, ricordati che c'è l'amore verso di te. Se tu conosci Cristo Gesù, è un momento di celebrare la cena. Se tu non conosci, non avrà nessun valore la tua vita. Perciò la mia sfida per te in questo momento è prendere il cálice e il pane e noi staremo celebrando la cena del Signore. Le persone che devono aiutarmi, per favore, potete venire davanti?
alzare delle mani. Di qua. Qualcuno ha ricevuto, potete alzare la mano. Così ci aiutano un po'. Possiamo celebrare? Sta simboleggiando il corpo di Cristo sulla croce, un sacrificio per te, per noi. Perciò in questo momento possiamo mangiare questo pane e ricordare l'amore di Dio, l'amore e l'obbedienza di Cristo verso di noi, verso di me. Mangiamo assieme. Potete prendere il calice e ricordare il sangue di Cristo, sacrificio sulla croce, il sangue che ci purifica di tutti i peccati, la nostra iniquità, il nostro egoismo. Il sangue adesso che ci permette che io possa amare e adesso posso sentire questo amore di Dio. Questo sta simboleggiando il sangue di Cristo, perciò noi possiamo adesso bere e ricordare quello con allegria e con gioia, perché la nostra vita è stata trasformata, perché c'è il sangue di Cristo. Beviamo. Nostro Padre, ti ringrazio per questo momento che possiamo celebrare la cena. Ti ringraziamo, Padre, il sacrificio di Cristo. Ti ringraziamo, Padre, perché se esiste il sacrificio è perché un giorno è nato qua in mezzo a noi. Ti ringraziamo, Padre, questa grandezza, questo tuo grande amore. E grazie, Padre, che possiamo celebrare questo con la gioia, perché sappiamo che la nostra vita è una nuova vita in Cristo Gesù. I nostri peccati sono stati cancellati. E ora, Padre, posso sentire e percepire che io sono amato, perché io sono una persona speciale per te. Grazie per il sangue di Cristo. Nel nome di Gesù. Amém, Senhor. Amém, Chiesa.